Bene, eccoci qua allora, come sempre per il nostro appuntamento settimanale con la rubrica del Memento. Torniamo ad occuparci di temi di cui abbiamo già parlato. Armando, questa sera torniamo ad occuparci di un tema che abbiamo affrontato tante volte, e cioè parliamo di Venezia e in particolare parleremo del Mose, dunque del sistema che è stato pensato per difendere Venezia dalle acque alte. Parliamo sempre dello stesso argomento perché c'è un vecchio detto latino: gutta cavat lapidem, la goccia riesce a scavare la pietra, ma mi pare che in questo caso non ci riusciamo. Ma noi continuiamo a gocciolare un po' alla volta. Vedo che in qualche maniera qualcuno riesce a percepire a volte anche i nostri suggerimenti, continuiamo a insistere, ma il problema è molto serio. Non è che chi ha fatto il Mose l'ha sbagliato, è colpa sua. Oggi abbiamo i politici che sono responsabili di avere ereditato una cavolata e devono darsi da fare per sistemarla. E noi per l'ennesima volta abbiamo dei competenti che hanno fatto grandi opere in mezzo al mare e persone che si stanno battendo per Venezia, che sono in grado di spiegarci una volta per tutte che quando qualcuno dice che il Mose funziona, non so cosa vuol dire il termine funzionare. Funzionare non vuol dire che si alza e si abbassa, ma che quando il Mose è alto, comunque Piazza San Marco è sotto di 1,10 m, va bene? Allora non possiamo andare avanti in questa maniera. Bisogna che prendano provvedimenti, perché di Venezia ce n'è una sola in tutto l'universo. Non in tutto il pianeta, in tutto l'universo. Quindi è tempo che ci diano un taglio e che si alzano, si tirano su le maniche e incominciano, perché Venezia è un gioiello che rende miliardi ogni anno, va bene? E lo stiamo distruggendo. Ora, peggio di così, cioè distruggere la fonte della mia ricchezza, è la cosa più assurda che possa esserci sulla faccia della terra. Perché se ho qualcosa che mi rende, quantomeno, non dico che lo miglioro, ma quantomeno lo conservo. Oggi Venezia è abbandonata a se stessa. Ripeto, una città non vive da sola perché è una struttura architettonica, una città vive perché ci sono dei cittadini che la curano, la difendono, la arricchiscono e ne traggono vantaggio. Allora, noi abbiamo ereditato un pozzo di soldi e non riusciamo, e lo stiamo distruggendo passo passo, così il futuro Venezia non ci sarà più. Hanno incominciato col prelevare l'acqua da sotto le falde, hanno abbassato Venezia di 11 centimetri, adesso hanno fatto un Mose che non può funzionare perché chiude un porto, e invece i porti bisognava che ci fossero due paratoie, una di entrata e una d'uscita, per consentire di accesso al porto anche quando c'era l'acqua alta, ci fosse stata l'acqua alta, e questo non è possibile. Seconda cosa, Venezia non è cresciuta né è stata fondata perché possono entrare le grandi navi. Le grandi navi hanno un tale risucchio, potete immaginare quanto risucchia il passaggio di una nave su un fondale di Venezia, e il fondale viene risucchiato e Venezia ne soffre perché la sua struttura ne viene indebolita, e l'abbiamo spiegato la volta scorsa. Certo. Ma noi lo stiamo denunciando questo, Non c'è un solo politico che in qualche maniera raccolga questa sfida che noi lanciamo. Noi speriamo di aver torto, purtroppo non è così. Certo. E allora abbiamo due ospiti che ci aiuteranno a capire. Certo, ve li presento. Saluto in studio, ringrazio per essere qua con noi l'ingegner Vincenzo Di Tella. Buonasera, ingegner Di Tella, ricordiamo è un esperto di opere offshore ed è l'autore anche di un libro intitolato Il Mose e la difesa di Venezia. Saluto in collegamento Ruggero Tallona. Buonasera Tallona. Buonasera a lei e agli spettatori. Grazie anche a lei della disponibilità, è un attivista del comitato No Mose, No Grandi Navi. Da anni voi vi battete proprio per la tutela della città, perché appunto Venezia non debba subire questi
questi sfregi, queste violenze vere e proprie che vengono compiute invece su un territorio ormai estremamente fragile, perché tu giustamente prima parlavi delle grandi navi, la settimana scorsa abbiamo parlato del problema del moto ondoso, che non è solo quello superficiale, ma è anche quello, diciamo così, sottomarino, che va a erodere proprio le fondamenta della città, diciamo così, dei palazzi. No, ma il problema è molto semplice. Venezia non è fragile, però se noi mettiamo in condizione di estrema, qualsiasi cosa è fragile. Perché Venezia l'hanno costruita, cominciato a costruirla 1600 anni fa, e quindi Venezia hanno continuato fino all'arrivo del povero Napoleone, che era un perfetto imbecille, va bene, che ha distrutto Venezia, l'economia veneziana e l'economia del Veneto, e l'economia anche dell'Italia, perché ha distrutto anche Genova e poi Napoli. Ecco, tutta questa situazione, Venezia era stabile. Non solo, ma la mantenevano. Oggi il mantenimento di Venezia e la chiusura di un porto, ma cosa cambia? Che cosa, quando 50 anni fa un ministro scavava il canale dei Petroli e noi scrivevamo non è possibile perché sarà la fine di Venezia, e si è verificato, ma non è servito a niente, perché oggi il sindaco vuole scavare ancora i canali petroli perché deve fare il porto, e il porto offshore, di cui abbiamo parlato almeno 20 volte, non c'è ancora un progetto ed è fattibile e il costo è decisamente inferiore a tutti gli scavi della laguna. E non va a inquinare la laguna, anzi la difende. Ecco, tutte queste problematiche, perché qualcuno non si adopera per affrontarle, quantomeno per confrontarsi su un progetto di questo genere? Però abbiamo portato gli extracomunitari, i nostri migranti, in Albania. Questo è un colpo di genio, ci risolverà tutti i problemi, sicuramente. Però Venezia, che vale 1000 volte di più, non possiamo portarla in Albania ad aggiustare. Cioè abbiamo portato un ponte di Padova, l'abbiamo portato in Sicilia per aggiustarlo, come se i veneti non fossero dei perfetti imbecilli. Cioè, non capisco, e non so se è stato fatto un bando, ma è successo a Padova, non a Palermo. Certo. Allora, prego, abbiamo questi due ospiti e che ci spiegheranno un attimo qual è la problematica. Partirei dall'ingegnere Di Tella, che già più volte è stato nostro ospite, che ci dirà quali sono i limiti, e peraltro appunto ha scritto un libro, un testo, ma è un testo, io consiglierei di vederlo, di analizzarlo, perché l'ingegnere Di Tella, che aveva fatto un altro testo ma a livello ingegneristico per dimostrare l'effettiva inefficacia, quindi confrontabile con i colleghi a suo livello, oggi ha fatto un testo elementare affinché tutti possano capire qual è il vero problema di Venezia e qual è il vero problema del Mose. Prego. Esatto. Tra l'altro per questo io devo ringraziare Francesco Veronese, che purtroppo ci ha lasciato, perché è stato un po' lui l'ispiratore di questo libro, perché avendo letto il primo, come giustamente diceva lei, che era un po' indirizzata a persone addette ai lavori, dice no, noi dobbiamo fare qualcosa che la posso capire anche il gondoliere di Canareggio. Questo era il suo Certo. E spero che ci sia riuscito. Certo. I problemi sono moltissimi, non sono pochi. Innanzitutto io voglio premettere che io sono molto contento quando il Mose si alza e protegge Venezia dalla quarta, quindi questo è un dato di fatto. E quindi... Ma si muove soltanto dopo che ha superato i 110 centimetri. Tra l'altro questo è un difetto iniziale, per cui diciamo nell'ipotesi... Abbiamo speso 8 miliardi per nulla, perché sì, l'acqua alta arriva fino a San Marco e va dentro la basilica di San Marco. Sì, per fortuna hanno fatto le paratoie di cristallo, per cui diciamo perlomeno in San Marco nella basilica non entra. Ma il problema, se vogliamo parlare proprio del progetto, è che, come abbiamo anche detto in altre occasioni, e come
è dimostrato in questo libro in maniera molto semplice, ma poi alla fine ci sono comunque i numeri che dimostrano che quello che è stato fatto per la realizzazione di quelle opere non ha un progetto affidabile. Cioè noi, dopo aver speso 7 miliardi di euro, no? Ormai ci siamo, e ne spenderemo ancora molto di più per completarlo, e noi non sappiamo come si muovono le paratoie in condizioni di mare mosso. Quello che è successo fino adesso è stato successo con onde bassissime, cioè sono onde che non sono in grado di far muovere le paratoie, quindi noi non sappiamo qual è il comportamento di queste paratoie in modo ondoso. E questo è un vulnus di questo progetto. In aggiunta a questo ci sono tutti i problemi poi connessi con gli impianti, con l'impiantistica. Sì. Perché quando sono state sollevate le prime 2 paratoie, ci hanno fatto vedere le paratoie incrostate di fouling, no? Quindi una cosa, chiaramente un corpo che sta a 10 anni in fondo al mare si incrosta, cioè, è un fatto direi naturale, ma non ci hanno fatto vedere una foto di quello che c'era dentro. Voi l'avete vista? Io l'ho cercato in tutti i giornali, non c'è una foto di quello che è il cuore del sistema, perché ripeto, se ci sono le onde, le paratoie si muovono, cioè lo stereotenzionatore, adesso non possiamo entrare nei dettagli, che tiene le paratoie sul posto, che come abbiamo visto in molte foto, nel libro ne citiamo, si possono trovare, è uno stelo che è rosicchiato, cioè è corroso. Tra l'altro non è una corrosione tradizionale come succede per le navi, per le strutture in mare, eccetera. Questa è una corrosione elettrolitica, perché c'è un errore proprio concettuale nella costruzione di quei steli, perché sono steli in acciaio ad alta resistenza ricoperti da uno strato di nickel. Ora, lo strato di nickel 7 micron, 70 micron, cioè una roba veramente ridicola, che al primo graffio, la prima cosa, fa pila con l'acciaio di sopra, e quindi quell'acciaio che doveva proteggere, lui lo attacca, perché si forma un'elettrolite e quindi lo scavo. Infatti si vedono proprio quelle fosse, come se fosse stato rosicchiato dai topi, no? Sì. Ora, questo è un errore concettuale a cui hanno fatto fare una consulenza a un professore che ha detto che non ci sono problemi se ogni 3 mesi si va lì, si pulisce, si mette questo grasso, eccetera. Poi ha fatto un altro studio di 60.000 euro, eccetera, che ha detto che la vita di gli steli sarebbe 200 anni. Sì. Ora, siccome lui ha detto che quei dati che lui ha tirato fuori vengono fuori dai dati che gli ha forniti il Consorzio Venezia Nuova, noi sappiamo, ed è dimostrato, perché nel libro noi lo dimostriamo, che il progetto, quello che è stato fatto per Venezia, a Volta Barozzo, per il progetto non ha nessun valore scientifico. Quindi quei numeri con cui sono state progettate le cerniere e tutte le strutture non sono numeri realistici. Certo. Ora, il livello di corrosione è talmente elevato che sicuramente non potrà resistere più di tanti anni e soprattutto va a indebolire la struttura. Cioè, è una situazione veramente, cioè, dopo aver speso 7 miliardi di euro, no? Avere degli steli tensionatori che sono il cuore del sistema, cioè che sono le strutture che tengono la paratoia in sito, ridotti in quelle condizioni, per me è una cosa inaccettabile. Certo. Come tra l'altro era inaccettabile per chi fece il collaudo, perché non ci dimentichiamo che la commissione di collaudo, dopo la realizzazione delle opere, disse che quegli steli andavano sostituiti, che non era accettabile quei steli. Ho capito. E non è stato fatto niente. Ora queste cose... Ma chi è il responsabile alla fine? Succedesse qualcosa, la magistratura con chi se la prende? Nessuno. Con nessuno. Sì, perché allora, torniamo leggermente indietro, perché quando noi abbiamo scoperto questa cosa, perché l'abbiamo scoperto quando i commissari nominati a suo tempo, Ossola e Fiengono, resero pubblici i documenti, perché prima non si sapeva quello che avevano fatto, io non sapevo come avevano realizzato le prove, eccetera, non si sapeva nulla, perché era tutto segretato, come adesso si segreta, perché le perizie che ha fatto l'Archer per la corrosione sono segretate. Cioè, perché i cittadini non hanno diritto di sapere. Non devono sapere, no? Okay. Ma, quindi, mi scusi, se è secretato
va contro i diritti del cittadino, perché il cittadino ha il diritto di sapere certo, cosa sta succedendo e dare un giudizio sull'opera. Non da esperto, però, ma da conseguenze che ne verranno fuori. Certo, ma infatti allora, cosa successe allora? No? Quando noi avevamo accesso a questi documenti e li leggemmo, cioè io devo dire che rimasi allibito, cioè leggendo quello che era scritto in quei documenti, si resta allibito perché è un affronto alla tecnica. Allora, noi chiediamo la desecretazione perché se ci fossero dei dati sensibili, non tanto perché è un brevetto, perché nessuno copierà mai più il Mose perché è un disastro, quindi non vogliamo soltanto che tutti siano in grado di capire quello che sta succedendo, ma soprattutto i politici, perché sono loro i responsabili alla fine. Cosa è successo? Che quando poi noi abbiamo rivelato questa cosa, no? Perché a un certo punto per me era inaccettabile che io, avendo visto quello che avevano fatto, stessi zitto. E allora mi telefonai all'allora provveditore Linetti e lo misi a corrente di questa situazione. Certo. E lui cadde dalle nuvole, dice: ma ingegnere, io sono arrivato qua per realizzarle queste opere, io non ho fatto il progetto, e dico: ma proprio per questo le sto parlando, e le sto parlando da ingegner Di Tella a ingegner Linetti, e le sto dicendo che io non sto cercando nessuna consulenza, io soltanto ho visto che ci sono dei problemi enormi in questo progetto che io devo rendere pubblico, non posso tenermeli per me. Certo. È un problema anche morale. Certo, etico, morale e soprattutto perché anche lei ama Venezia come noi. Ma certo che sì, io ci ho lavorato per 30 anni a Venezia, quindi per me e quindi gli mandammo questo rapporto e lui lo mandò al consorzio e i commissari nominarono un loro consulente. Questo è spiegato molto bene nel libro. Questo consulente cosa ha detto? Che tutte quelle prove che erano state fatte, praticamente ha accettato tutte le nostre considerazioni, non davano garanzia per la possibilità di fare un progetto. Certo. In maniera molto elegante, per dire che non servivano a niente. Certo. Cioè, nonostante non è successo niente. Questo libro, tanto per concludere questo argomento, io l'ho mandato al Ministro dei Lavori Pubblici, ai Presidenti delle 2 commissioni lavori pubblici del Senato e della Camera, e ai segretari. Ci fosse stato qualcuno che si fosse preoccupato. No, dice, ma non so se lo sono letto, probabilmente neppure lo sono letto, se l'avranno cestinato perché veniva magari da una persona che non era del sistema. Ma vabbè, nessuno l'abbiamo detto pubblicamente. Il Ministero è in possesso di questo denuncia sulle impossibilità del funzionamento del Mose e del rischio che comporta. Adesso passiamo la parola a Ruggero Tallon. Di materiale ne abbiamo affrontato tanto, quindi a lei la parola, non le faccio la domanda, prego. Grazie. Beh, sì, sicuramente il tema è complicato, poi ovviamente la questione del Mose ce la trasciniamo dietro da talmente tanto tempo che 40 anni. Che insomma è sempre più complesso in qualche modo, no? Sì. Io volevo partire un po' leggevo qualche giorno fa, 2 giorni fa se non sbaglio, sul giornale persino alcuni esponenti del CNR che voglio dire non è che sia proprio abbia sempre brillato, ecco, per essersi messo a disposizione della difesa della laguna e della città. Recentemente di fatto ha anche, come dire, dato il suo placet ad alcuni progetti dell'autorità portuale appunto per il rientro delle navi, quindi non stiamo proprio parlando di un organo come dire bolscevico della laguna a difendere, no? Ma un esponente importante del CNR ha proprio dichiarato sui giornali che il Mose comunque non basta, cioè persino da quella parte lì la voce è chiara, e non basta perché oltre, non voglio tornare su tutto
su tutti gli argomenti che ha affrontato benissimo l'ingegnere prima di me. Il libro ovviamente l'abbiamo letto anche noi, fondamentale. Voglio dire, poi c'è un altro piccolo problema che infatti è presente anche nel titolo del libro, che sono i cambiamenti climatici. Cioè, voglio dire, di cosa stiamo parlando? Quelle barriere là, che dicono, ma funzionano, ma ci mancherebbe anche altro che non funzionasse, che non facesse, come dice appunto la direttore, le sportelline non si alzassero su e giù. E anch'io sono contento che in qualche modo di non avere più per ora i 130, i 140, i 160 che abbiamo affrontato, ci mancherebbe. Siamo stati 2 settimane, persino a Pellestrina quella volta, a spalare da quello che era successo. Però dico, l'innalzamento del mare è una realtà, del livello del mare è una realtà che non è il the day after tomorrow. Non è che un giorno ci sveglieremo fra 100 anni e ci saranno 100 centimetri in più del mare e allora Venezia improvvisamente sarà sopraffatta all'acqua. Ogni anno la marea sta crescendo e il livello del mare sta crescendo, e infatti già ogni anno i giorni che sono previsti, no, per tirare sul Mose aumentano. E si parla ormai tranquillamente come se non fosse un problema che fra 2, 3, 4 anni, poi ognuno ha la sua cifra, si tirerà sul Mose 200 giorni l'anno. Ma cioè, siamo alla follia, capite? Nel senso che tirare su delle barriere architettoniche 200 giorni l'anno, che tra l'altro appunto non difendono Piazza San Marco e una buona percentuale della città storica, ma tirare sulle barriere 200 volte l'anno vuol dire decretare la fine della laguna, e decretare la fine della laguna vuol dire decretare la fine di Venezia, perché non esiste Venezia, anche la città di pietra, senza la laguna. Non solo, ma anche tutta la terraferma, cioè voglio dire, la laguna, quando si parla di laguna si parla di gronda lagunare, penso ai territori di Mile, dove ha letto, cioè insomma penso, guardate una pianta alla laguna, lo vedete, ecco, la laguna investe ben più del pesce, ecco. Ma voglio dire, di questo si tratta, cioè il Mose ormai ce l'abbiamo, è un'opera ingegneristica sbagliata, perché appunto non ha futuro, cioè è nata, io sono relativamente giovane, sono nato nei primi anni 90, cioè io sono più giovane del progetto del Mose, cioè capito di cosa stiamo parlando, io sono più giovane del progetto del Mose, cioè è un progetto vecchio che non ha assolutamente tenuto conto di tutti i dati appunto su cambiamenti climatici, sui mutamenti anche della laguna territoriali, che in qualche modo già si sapevano, forse non bene come ora, ma insomma già c'erano. Ecco, e adesso ci troviamo con queste mattonelle gialle che fanno quello che possono per i prossimi 5-10 anni, e poi cosa facciamo? Cioè il dibattito pubblico in questo momento è appiattito su esultare. No, abbiamo il sindaco che esulta e dice la faccia di chi si è sempre battuto contro il Mose, abbiamo appunto un'opinione, poi l'opinione pubblica veneziana in realtà rimane come dire contraria appunto a quello che è il Mose, no? All'idea proprio del Mose, però insomma abbiamo come dire, il dibattito pubblico inquinato, no, da un totale appiattimento all'esultanza del Mose che funziona. Però appunto, per dire, chiudo su questo, sempre ritornando a questo esperto del CNR, Umghiesser si chiama, persino lui nell'intervista, lasciandomi abbastanza senza parole, la fine dell'intervista la trovate 2 o 3 giorni fa sulla Nuova di Venezia. Il giornalista gli chiede: ma visto che lei ci sta dicendo che il Mose servirà per i prossimi 5, 10, 15 anni, ma poi bisogna fare altro, lui ritirava fuori, riproponeva, no, l'innalzamento fondamentalmente delle isole, che insomma da qualche anno se ne discute. Io su questo non sono un esperto, ma ci sono, no, all'epoca quando scelsero di fare il Mose c'erano decine di progetti alternativi che in nome della corruzione, di tutto quello che sappiamo benissimo, sono stati gettati nel fango. Ma voglio dire, davanti alla domanda del giornalista che gli dice: bene, lei ci sta dicendo che
funzionerà, farà una toppa per qualche anno e poi siamo punto a capo. C'è un dibattito tra gli scienziati, ne state parlando, state considerando cosa fare e cosa no, e questo dice sostanzialmente di no. Cioè, nel senso, il ricercatore del CNR dice no, sì, se ne sta un po' parlando, ma adesso non ho le parole precise dell'intervista, ma la risposta è no, siamo abbastanza fermi a discutere sui risultati del MOSE. Insomma, questo io credo sia estremamente preoccupante. Io credo certo. che una comunità scientifica degna di questo nome, lo sanno anche i bambini, che fra 10 anni torniamo punto a capo. Allora, vogliamo star qua a trastullarci che ci è andata bene? Poi, ripeto, sperando sempre che continui ad andare bene, tutti i problemi appunto anche riguardanti ricordo che quando è stata l'acqua grande ultima del 2019 ci fu un vento fortissimo. Io ovviamente spero con tutto me stesso che se tornerà un vento di quei nodi così violenti, no? Così alti, il MOSE che sarà tirato su resista e che io non mi debba trovare una palafitta sotto l'appartamento dove vivo. Però ecco, posto tutta questa serie di problemi, io credo manca completamente uno sguardo. Poi su questo immagino, insomma, ci andremo dopo, immagino sia un po' la domanda successiva, si incastra in un problema enorme che ha a che fare con la portualità, no? Certo. Cioè, questo è proprio, e infatti si parla di questo, cioè che visione di città, che futuro vogliamo dare a questa città. Il MOSE, così come tutti i progetti che ci sono per il ritorno delle grandi navi e per una portualità schiacciata sulla crocieristica a Venezia, sono progetti vecchi, sbagliati e che prevedono la morte della laguna e delle sue acque e quindi della sua città. Certo. Certamente, ma quello che dobbiamo pensare è che se dobbiamo sistemare questa crisi del MOSE, che ci sarà perché naturalmente non dipende né dal MOSE, ma dipende dal problema che c'è un innalzamento dei mari, ecco, non è che possiamo arrivare all'ultimo giorno, all'ultima ora e poi dice prepariamo un progetto, magari il MOSE 2, così riusciamo a sistemare che cosa, mi domando io. Quindi oggi i politici sono chiamati a prevedere una soluzione alternativa già adesso in previsione di dati scientifici che vengono presentati e che mettono in allarme la sicurezza di Venezia. Lasciamo stare che il MOSE è stato progettato e speriamo che funzioni. Io porto una candela a Sant'Antonio ogni mese, però non è detto che funzioni, ma speriamo che non ci sia il caso estremo dove mette in crisi totalmente la struttura. Ma comunque andrà in crisi. Allora cosa stanno progettando adesso? Se per progettare il MOSE ci hanno messo 40 anni e per farlo ce ne hanno messo 20, no, io mi domando se il rischio dell'acqua alta, della grande acqua alta e dell'alzata dei mari è così vicino, se non si muovono adesso, quando è che si muovono? Ingegneri di tella, per fare una cosa di questo genere ci vuole qualche anno, no? E soprattutto coinvolgere persone tecnicamente preparate ad affrontare il problema in senso reale, non prendere l'ennesimo docente universitario che alla fine, pur di accontentare qualcuno, dà una risposta sibillina, che vuol dire ti dico no, ma vuol dire sì. No, tra l'altro appunto citando il professore di prima, no, che aveva detto che i dati non erano affidabili per la progettazione, dice, però visto che ce l'abbiamo vediamo come funziona. Ma, cioè, certo. Non è questo il modo cioè non è che io costruisco una struttura in una zona sismica, no? E aspetto il terremoto per vedere se regge, cioè, non ha senso, è una cosa che veramente da un punto di vista tecnico non ha senso. Non posso collaudarlo in funzione, no, io devo avere un progetto che sia realistico. Su questo bisogna che magari i nostri telespettatori sappiano qualcosa. Cioè, le opere in mare non sono come un ponte, come una struttura, come una cavalcavia, eccetera, che si progettano su dati statistici, su dati fissi, no? Il carico a metro quadro del ponte, tutto qua. Sì, una struttura in mare si basa su dati statistici, sulla previsione che
nella vita delle opere che stiamo progettando si verificano certe onde. E io non è che posso aspettare quelle onde per collaudarlo, perché quelle onde si possono verificare oggi, domani, mai. Ma cioè, non è questo il modo di fare. Io devo proteggermi Io devo a fare priori. prima. Cosa si fa in pratica? Si fa che il progetto viene messo in mano a un ente certificatore, un registro di classificazione, un ente, una società terza che prende in mano il progetto e vede se è stato fatto bene o no. Certo. Dopodiché mette il timbro Approved for Construction. Ma prima di questo non si inizia la costruzione. Questo doveva essere fatto dal magistrato delle acque, ma sappiamo che quello lì era il libro paga del consorzio e quindi gli approvava tutto quello che gli portavano. Certo. Quindi il MOSE non ha avuto questo e quindi i problemi che stanno venendo fuori, che verranno fuori, sono dovuti a questo, a cominciare proprio dai dati di progetto. Non dimentichiamo che il dato con cui è stato progettato il MOSE era che l'innalzamento sarebbe stato di 22 cm in 100 anni, compreso la subsidenza, Sì. che in 100 anni sono 10 cm. Questi 12 centimetri di innalzamento sono già verificati in 10 anni, quindi c'è un dato completamente sbagliato. Ma non anche è che la subsidenza perché il MOSE è sceso già di 11 centimetri. No, Venezia, tutta la laguna tutta la scende laguna. di 1 millimetro all'anno. Ah, Non ce lo dimentichiamo questo. certo. Quindi, ma non è che non si sapeva, perché io mi ricordo che il povero Pierazzoli, un esperto del CNR francese, ha scritto articoli su questo, dice 22 centimetri, no, ci vogliono 60, 70, adesso si parla di 1 metro per la fine del secolo. No? Con 1 metro di acqua, come diceva prima anche il collega di là, bisogna chiuderlo 260 volte all'anno, praticamente sempre. E allora, noi nel libro accenniamo un po' a qualcosa da fare, perché le nostre critiche non sono mai critiche Fine a se stesse. per fare critica. Noi cerchiamo di far conoscere alla gente, ai politici, ripeto, questo libro è stato mandato a chi dovrebbe prendere delle decisioni, Certo. per fare qualcosa. E sicuramente si può fare qualcosa. Innanzitutto bisogna fare un sistema reversibile. Il MOSE non è reversibile, il MOSE è stato messo lì e lì resterà così. Non è possibile rimuoverlo. Si alza di 1 metro, lui sta lì. Quindi, e questo è un errore proprio di impostazione, perché la legge speciale per Venezia prevedevano che tutte le opere che si fanno in laguna devono essere sperimentali, progressive e reversibili. Il Non è MOSE stato nessuno di rispettato questi. nulla. Nessuno. Quindi è lì resta. Il livello cresce di mezzo metro e lui sta lì. Quindi lui non potrà seguire, ammesso che funzioni, ammesso che si dimostri che con le onde di progetto funzioni, resta lì, ma non può farci nulla. Quindi, e in più, ripeto, questa chiusura continua senza aver previsto un ricambio dell'acqua in laguna in caso di queste chiusure così continuano, no? Significa la morte della laguna, la morte di Venezia. Certo. Noi questo lo diciamo e diciamo anche che la soluzione che noi avevamo proposto a suo tempo, è accettata dal Comune e rigettata dal sistema MOSE, perché evidentemente non potevano accettare una cosa che funziona rispetto a una cosa che non funziona, e avrebbe la possibilità di avere anche questa capacità. Sì. Perché le strutture di supporto che emergono potrebbero essere adattate con delle idrovore per permettere, quando la laguna è chiusa, lo scambio mare-laguna. Certo. In più ci dovrebbero fare, come diceva lei, delle conche di navigazione per permettere alle navi di entrare e uscire, per salvaguardare l'attività del porto. Quindi tecnicamente la possibilità di fare qualcosa che funzioni e che preservi Venezia per i prossimi 100 anni e forse più esiste, ma bisogna mettersi a lavorare e con le persone che sanno che cosa fanno però. Sì. Questo è il vero problema. E noi questo lo accenniamo verso la fine, non ci siamo potuti dilungare perché non era il caso, anche perché qualunque cosa viene da noi non viene
prese in considerazione. Noi siamo considerati quelli contro, ma noi non siamo contro la protezione di Venezia, noi vogliamo la protezione di Venezia, ma vogliamo Anzi, siamo qui perché riteniamo noi vogliamo una protezione che funzioni. Abbassare il rischio di perdere una città unica nell'universo, non nel mondo. Però andiamo a vedere un contributo per fare vedere ai nostri telespettatori quali sono le problematiche e eventualmente anche le soluzioni. Prego. Un ottobre segnato dall'instabilità meteorologica ha costretto il MOSE, l'opera di ingegneria idraulica che dovrebbe difendere Venezia, a fare gli straordinari. Le paratoie sono state sollevate 13 volte nelle ultime settimane per evitare che l'acqua della marea allagasse il centro storico veneziano. E straordinari sono stati anche i costi. Alzare le paratoie costa infatti ogni volta 200.000 euro e questo perché l'opera non è ancora ultimata e automatizzata. A farlo devono essere circa 80 persone. Facendo due conti, in meno di un mese il MOSE è costato oltre 2,5 milioni di euro. Ma i benefici sono stati maggiori dei costi, ha dichiarato il sindaco di Venezia Brugnaro, che ha sottolineato come riparare i danni dell'acqua alta avrebbe comportato spese più rilevanti, ma tra gli effetti collaterali della chiusura ripetuta delle bocche di porto devono essere considerati anche i rallentamenti, se non il blocco a cui è stato costretto il porto. Le prime stime parlano di almeno 2 milioni di euro di danni causati dal mancato passaggio delle navi e in futuro la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Dall'anno prossimo, infatti, la chiusura del MOSE scatterà a una quota di marea di 110 centimetri rispetto agli attuali 120. Novità che se da un lato richiederanno ancora più chiusure della laguna, dall'altro non preservano la parte più bassa della città. San Marco infatti va sotto acqua già con una marea di 90 centimetri. Per questo sono partiti i lavori di protezione dell'insula marciana che dureranno 3 anni per un costo di 30 milioni di euro. In corrispondenza dei 4 punti da cui l'acqua entra nell'isola verranno installate delle valvole che faranno in modo che l'acqua possa solo uscire e non rientrare, mentre nei punti più bassi la pavimentazione sarà fisicamente rialzata. Nel frattempo però il MOSE si solleverà ancora molte volte anche per effetto dei ben noti cambiamenti climatici che obbligheranno a chiusure ripetute e sempre più frequenti e alla fine a soffrirne sarà anche la laguna. Malgrado tutto questo però si prosegue in una direzione esattamente contraria a quella che si dovrebbe praticare. Infatti si sta pensando allo scavo dei canali per tornare a portare le grandi navi oggi ospitate provvisoriamente sulle banchine di Marghera alla marittima. Ma le grandi navi non dovevano andare fuori dalla laguna con il progetto di un porto offshore? Tutto tace, gli scavi dei canali intanto andrebbero a risvegliare dei fanghi lagunari pericolosi, fanghi di scarto delle produzioni industriali di un tempo che potrebbero mettere a rischio la salute e anche la sopravvivenza della stessa laguna. Questi scavi, allora, Ruggero Tallò, cosa succede con questa situazione dove andiamo a scavare un fondo della laguna che è stato praticamente, ormai sono fatto di sedimenti di tutte le sostanze tossiche che sono state utilizzate negli ultimi 100 anni da quanto Marghera è diventato praticamente una zona industriale ad alto, diciamo, rischio di tossicità. Prego. Sì, questa è l'altra faccia, lo accennavo un po' prima, no? L'altra faccia della medaglia di un'amministrazione, di un modo proprio sbagliato, no? Di vedere la città da parte dei vari livelli, dal sindaco alla regione fino al governo romano, no? Per cui Venezia bisogna, come dire, in qualche modo a tutti i costi, no, metterla a frutto, rischiando addirittura, no, la morte stessa. E questo è l'ennesimo esempio, per cui da una parte il porto, anche con alcune cose che vanno, no, in contraddizione tra loro, no? Diceva bene il servizio, coniugare questa portualità crocieristica soprattutto, no, sempre più pesante che vorrebbero riportare
con il Mose, ma sono sicuro, ahimè, che nell'idea perversa che hanno di questa città riusciranno a trovare il modo. Un modo, appunto, questi scavi che stanno facendo. Ora, provo a essere il più breve possibile. Negli anni 50 i canali intorno all'area di Marghera, no? E appunto di tutta la fabbrica dell'industria chimica pesantissima di Marghera, al catasto veneziano erano segnati, erano scritti come canali di scolo per metalli, per la chimica e per tutto quello che si produceva. Cioè erano proprio segnati come canali di scolo, ok? Cioè, quindi vuol dire erano che consapevoli che stavano inquinando la laguna. Sì. Certo, erano assolutamente consapevoli, poi lo sappiamo, negli anni 50 non c'era, come dire, la stessa attenzione, no? Appunto a tutti i temi ambientali, climatici, che per fortuna si è sviluppata nel corso poi della seconda parte di secolo, e quindi senza nessun problema veniva proprio denominato scolo tutti i canali, tra cui anche il Vittorio Emanuele III, no? Il canale Vittorio Emanuele, che poi è un canaletto, ma insomma adesso ci arriviamo, venivano tutti chiamati scoli, si era perfettamente tra l'altro consapevoli che appunto a quello servivano, cioè sono tutti canali che sono stati scavati per appunto far scolare questi inquinanti, che tra l'altro ormai noi siamo certi, alcuni di questi inquinanti, non tutti ma alcuni, sono tutti molto pesanti, appunto si parla di metalli, di chimica, insomma di inquinanti pesantissimi, alcuni addirittura sono classificati come inquinanti eterni. Quindi quel tipo di inquinante che non ci puoi fare niente ormai, quando l'hai versato e il danno è irreparabile. Ora, non solo, sempre in quegli anni per scavare i canali si creano le famose casse di colmata e la famosa Isola delle Trezze, quella che sta davanti a Fusina. Cosa sono? Sono degli isolotti artificiali, la taglio con l'accetta per farci capire a tutti, servirebbe anche una mappa, ma di fronte all'area di Fusina vengono costruiti questi isolotti artificiali, che sono isolotti fatti con appunto i resti degli scavi che vengono fatti intorno all'area di Marghera e che sono fanghi tossici e inquinati. Questo vuol dire che quegli isolotti non è che smettono di essere inquinanti, continuano negli anni, dagli anni 50, 60 fino ad adesso, a sversare liquido inquinante in laguna. Certo, poi sono contenuti, sono controllati, tutto quello che vogliamo, ma in qualche modo abbiamo, no, dei fanghi tossici accumulati là. Ecco, ora vogliono scavare tra i sedimenti che si ricaveranno tra gli scavi. No, allora, qual è il progetto? Il progetto è scavare un lunghissimo canale, che è quello che va dalla bocca di Malamocco fino a Fusina, cosiddetto Malamocco Marghera, il canale dei petroli, e poi, arrivati a Fusina, fermare le navi più grandi, tra l'altro anche là con svariati problemi riguardo alle banchine, la possibilità che le banchine funzionino, svariati problemi riguardo al fatto che si mollano centinaia di migliaia di persone durante l'anno in mezzo appunto all'industria chimica e ai veleni di Fusina, e poi da lì scavare appunto questo canale che è il Vittorio Emanuele, che ad ora è un canaletto di 7 metri, profondo 7 metri, largo quasi 50, scavarlo per far arrivare poi le navi più piccole dentro proprio la marittima, perché ci sono da salvare gli interessi delle marittime. Tra l'altro su questo tralascio il fatto, ma è giusto citarlo, che non si capisce, cioè il decreto Draghi proprio segna che sì, certo, purtroppo apre la porta alle ipotesi provvisorie, e quindi questo fa gioco a chi, l'autorità portuale, il comune, vuole questo progetto, però dice chiaramente che comunque poi
nel canale a Giudecca non possono entrare navi di determinate stazze. Questi parlano di navi da 60.000, ma il decreto parla di stazze da 20-30.000, cioè stanno facendo una confusione totale, tirano fuori dei numeri che a volte abbiamo anche l'impressione un po' sono tirati fuori un po' a casaccio. Però appunto, per tornare alla questione strettamente legata all'area di Fusina di Marghera, questi vogliono scavare 1.280.000 metri quadrati di sedimenti tra il canale Vittorio Emanuele, tra il canale dei Petroli, tra l'isola. Servirà a tagliare un pezzo dell'isola delle Tresse per consentire alle navi di girarsi. Una volta arrivate a Fusina devono avere il famoso bacino d'evoluzione, quindi lo spazio molto grande che serve a una nave per girarsi e continuare a procedere verso appunto il Vittorio Emanuele e la Marittima. Quindi, cioè, capite, si sta parlando di tagliare un pezzo di un'isola fatta di fanghi tossici, non sanno neanche dove metterli, e il solo fatto di tagliare quest'isola, così come di scavare questi canali, crea enormi problemi di inquinamento. Il canale Vittorio Emanuele, che appunto dicevo prima è profondo 7 metri ed è largo 50, lo vogliono far diventare profondo, loro dicono 9, ma tutti gli studi ci dicono che almeno 10-11 metri serve per la chiglia delle navi, ed è largo 50 metri, e loro lo vogliono far diventare largo 80. E anche qua la maggior parte degli studi dice 80 metri sono troppo pochi, parliamo di bestioni da 300 metri, cioè servono almeno 100 metri deve essere largo il canale. Cioè vogliono far portare un canale che è da profondo 7 largo 50 a profondo 11 e largo 100. Cioè praticamente, se prima c'è un piccolo canaletto, adesso c'è un'autostrada. Questa è l'idea che hanno. Ecco, in questo canale, proprio ieri, lo citava in qualche modo anche il servizio prima, con degli studi che sono stati fatti sulle vongole, sui capparossoi in loco, abbiamo trovato che è stato trovato dall'Università Ca' Foscari, dall'Università di Padova, che le vongole e i molluschi presenti in quel canale nello specifico, quindi la precisione è proprio totale, sono 120 volte più inquinati degli altri presenti in laguna, che non è che siano proprio puliti, perfetti, cioè non è che hanno paragonato i capparossoli del Vittorio Emanuele con capparossoli comunque ormai contaminati da una laguna che appunto vede queste casse di colmata, questi scavi, questi fanghi, quindi non è che hanno preso, ecco, nonostante il paragone sia con molluschi probabilmente già non perfetti, questi sono 120 volte più inquinanti. E sono più inquinati. Addirittura si parla di alcuni molluschi che hanno cambiato sesso. Rendiamoci conto, l'inquinamento è talmente forte che i fattori inquinanti hanno provocato il cambio di sesso di alcuni di questi molluschi. E questi vogliono scavare qua, e tutti gli studi, lo dice anche lo studio Ca' Foscarino dell'Università di Padova, dice non esiste un modo per scavare questi canali senza che tutta questa tossicità si disperda. Cioè non esiste un modo per cui io riesco a praticamente duplicare il Vittorio Emanuele senza mandare tutto questo veleno per tutta la laguna di Venezia. Non c'è modo, l'unico modo è non scavarli, che è esattamente quello che vogliamo noi. Poi questo è soprattutto sull'area del Malamocco Marghera, ma voglio dire, questi scavi prevedono anche appunto, siccome dovranno scavare tutti questi fanghi, stanno pensando di creare una nuova isola artificiale di 70 ettari di fanghi tossici. Cioè nella loro idea è cosa ci faccio di questi fanghi che appunto non si riesce a fare in modo che non disperdano la loro tossicità, primo. Secondo, cosa ne faccio? Dove li metto? E la loro idea è quella, se perdono tossicità, amen, chi se ne frega. Dove li metto? Le faccio un'altra isola artificiale, 70 ettari di fanghi tossici, è un'isola enorme, 70 ettari. Quindi questa è l'idea sulle grandi navi. Tralascio tutto il problema del motondoso, tralascio il fatto che in una città già distrutta dal turismo le navi porterebbero, loro sognano 1 milione di turisti in più all'anno minimo, e questi sono i primi dati.
quindi voglio dire, qua siamo in una città in cui ormai non si riesce più a trovare una casa, e siamo invasi dal turismo. 1 milione in più direi che non ci serve. Per tutti questi motivi, chiaramente per 12 anni abbiamo lottato contro le grandi navi e siamo riusciti in qualche modo come Comitato Grandi Navi a allontanarle dalla città. Ora le vogliono far tornare dalla finestra. Saremo agguerriti tanto quanto lo siamo stati in questi 12 anni. Le navi non possono tornare, gli scavi non possono essere fatti, bloccheremo qualsiasi tipo e qualsiasi tentativo di scavo in questa laguna. Vogliamo fare una grande manifestazione a marzo, al 24 di marzo, che coincide più o meno con la primavera, come una rinascita, come una primavera veneziana che si riprende la sua città e che dalle zattere dia vita di nuovo a una grande manifestazione come abbiamo fatto in questi 10 anni. E poi abbiamo anche l'idea un po' matta ad aprile di prendere possesso di una delle isole che contornano il canale, la parte finale del canale Malamocco-Marghera, di farci insomma come un popolo della laguna che si riprende la sua laguna, ecco, i suoi spazi. Certo. Per cui andare in quest'isola, occuparla di fatto e iniziare a disturbare quelli che sono i lavori. Non possono scavare perché vuol dire la fine di Venezia. Quindi noi come Comitato Grandi Navi siamo pronti, abbiamo già fatto alcune prime iniziative, ma poi proprio a marzo-aprile saranno mesi caldi, le navi non tornano perché le abbiamo cacciate e non le faremo mai tornare. Certamente, perché Venezia non è dell'Italia, Venezia è dei veneziani. Questo va ribadito perché i veneziani sono i proprietari di questa città e questa città deve avere un diritto tutto particolare rispetto al resto dell'Italia perché va difesa e gli unici che sono direttamente interessati a difendere Venezia si è dimostrato fino ad oggi che sono solo i veneziani, gli altri approfittano solo per andare a mangiare il più possibile. Allora in questo senso continueremo a seguirvi e continueremo a dare spazio a queste problematiche. Io mi auguro veramente che ci sia un politico, una serie, un partito, una serie di politici che si tirino sulle mani, che incomincino a parlare seriamente di Venezia e che risolvano anticipatamente quelli che sono i problemi di Venezia e non tamponare soltanto le problematiche. Grazie del vostro intervento. Prego, se posso, volevo dire qualcosa sulle dichiarazioni di Brugnaro sui costi che sarebbero inferiori a quelli che produrrebbe l'allagamento di Venezia. Ora, quei costi, cioè veramente è ridicolo quello che dice, perché deve tener conto, se vuole fare un vero calcolo dei costi, quanto è costato il Mose. Sì. Se noi dividiamo 7 miliardi di euro per la vita che ormai anche Corilla dice che non può essere 100 anni, parla di 50, ma noi diciamo che più di 20-30 anni non vivrà, ammesso che funzioni, e si fa il conto dell'incidenza di 7 miliardi su quegli anni, altro che quelle cifre che hanno tirato fuori, senza tenere conto degli oneri finanziari, vengono fuori di centinaia di migliaia di euro all'anno, senza tener conto della manutenzione che costa 10 volte di più di quello che costa la manutenzione, per esempio, dei sistemi analisi fatti a Rotterdam. Cioè, dire quella cosa veramente si dimostra di non sapere di che cosa sta parlando. Ma diciamo che si stanno coprendo, proteggendo uno con l'altro. In questo momento dobbiamo cambiare il sistema, cioè chiedere alla politica, e la politica può farlo, di avere il coraggio di affrontare seriamente il problema di Venezia. Le soluzioni ci sono, basta adottarle, ma non basta soltanto correre dietro ad alcuni interessi trascurando quello che è l'interesse principale. L'interesse principale è Venezia, perché Venezia è il reddito dei veneziani, è una risorsa a livello italiano, perché è la città più turisticizzata che abbiamo, e tutto il traffico aereo piuttosto che porta tutta questa gente a Venezia
è una risorsa che non si può perdere, al di là di quello che è una città unica al mondo. Grazie ingegnere. Grazie, Grazie a voi. Grazie all'ingegner Vincenzo Di Tella del suo contributo, e grazie anche a Ruggero Tallon del Comitato No Mose No Grandi Navi per il contributo. Noi torneremo ad occuparci di Venezia, lo facciamo ormai con una certa frequenza, e torneremo in particolare anche ad occuparci della questione dell'inquinamento se dovessero esserci questi scavi nei canali della laguna. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte della trasmissione, che si occuperà come sempre di storia, e questa sera parleremo della Prima Guerra Mondiale, l'inutile strage. A tra poco.